Pomeriggio di alta tensione nel centro di Padova, respinta dal Senato accademico una mozione anti-Israele, 2 le cariche delle forze dell'ordine per respingere gli studenti dei collettivi che avevano dato vita ad un sit-in. E sempre a Padova, grave danneggiamento alla facciata del padiglione 7 della fiera, imbrattato nella notte da scritte Novax. Il presidente Rossi è corsa contro il tempo per ripulire tutto. Raid delle associazioni per la casa H. Farsetti. In mattinata il Consiglio Comunale è stato occupato per chiedere una soluzione ai problemi abitativi di Venezia. L'amministrazione denuncerà i partecipanti. L'omicidio di Varago di Maserata, in aula il video della morte di Aymen Benameur. Per la difesa del 18enne accusato del delitto, anche la vittima aveva in mano un coltello. Lo scorso interno al centrodestra passa per le comunali, le europee, anche per l'autonomia. Ieri sera Ring, le parole del coordinatore veneto di Fratelli d'Italia: divisioni per colpa di altri. E torna a salire il prezzo del carburante, con rincari che da inizio dell'anno vanno dai 13 centesimi per la benzina ai 7 per il diesel, e si temono ulteriori aumenti. Ha già iniziato gli allenamenti Massimo Odo, nuovo mister del calcio Padova dopo l'esonero di Torrente. La squadra ha un unico obiettivo, che è la Serie B. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati in diretta. Partiamo come sempre dal sondaggio che Ring vi propone questa sera. Il tema è quello della sicurezza stradale, con la tragedia di Castelcucco. Un 90enne ha travolto e ucciso un ciclista, e riporta in primo piano il tema delle patenti rinnovate agli anziani. Questo è il quesito che vi poniamo: anziani al volante, serve un limite d'età per la patente? I contatti sono quelli che vedete in sovraimpressione: una chiamata con un numero per il sì, uno per il no. La chiamata è ovviamente sempre gratuita. E andiamo a Padova con il pomeriggio di alta tensione in centro davanti all'università. Il Senato accademico discuteva una mozione anti-Israele che è stata poi respinta, 2 cariche delle forze dell'ordine contro i manifestanti. Vediamo. Libertà per casa! Libertà! Libertà! Libertà per casa! Libertà! Libertà! Libertà per casa! Libertà! Libertà! Libertà per quando le forze dell'ordine hanno bloccato il primo tentativo degli studenti dei collettivi di entrare a Palazzo Bo, dove era in corso una seduta del Senato accademico che doveva votare una mozione per chiedere la sospensione del bando del Ministero degli Esteri per la cooperazione scientifica con gli atenei israeliani. Gli studenti si muovono, cercano di forzare il cordone della polizia posizionato davanti all'ingresso laterale. Studenti, siamo per la Palestina libera! Mettite in testa che tu ci vuoi ascoltare o meno! E mentre il Senato discute, gli universitari provano nuovamente ad entrare, questa volta dall'Iston, dove scoppiano nuovi scontri con la polizia che spinge i manifestanti lontano dall'ingresso. Alla fine la mozione è stata respinta, con il voto contrario anche della rettrice Daniela Mapelli. Unici 3 voti a favore della mozione anti-Israele, quelli degli studenti di un dottorando, una ventina i voti tra contrari e astenuti. Siamo usciti con nulla come ne eravamo usciti a novembre, stessa identica situazione. Un IPD che si volta dall'altra parte e soprattutto la rettrice che vota contraria alla nostra mozione e che non si vuole esprimere su questi fatti. I rappresentanti degli studenti UDU usciti dal Senato accademico lanciano un presidio per domani alle 18 in Piazza dei Signori. Restiamo a Padova per il grave episodio di danneggiamento. C'è la firma Novax sull'imbrattamento del padiglione 7 della fiera. Sono entrati in azione nel cuore della notte, rendendo cieca la telecamera di via Tommaseo con la vernice rossa, per poi dedicarsi ai circa 90 metri della facciata del padiglione 7 della Fiera di Padova. Un vero e proprio blitz, quello messo a segno ai danni dell'ente, mai colpito a memoria d'uomo dalla sua fondazione nel 1919 da un vandalismo di tale entità che ha interessato anche la sede di Smact Center, azienda partecipata dalle Università Triveneti che si occupa di trasporto
transizione digitale. Sconcertato Nicola Rossi, presidente di Padova Hall. Per noi non è comprensibile, la Fiera di Padova è una fiera che lavora per il tessuto cittadino, lavora per le aziende del territorio, lavora per chi vive sul nostro territorio, per cui avere dei danni economici ulteriori che si aggiungono diventa difficoltoso, però insomma supereremo anche questa. La firma del Blitz è già nota, è la stessa W usata dagli attivisti che 2 anni fa imbrattarono la sede dell'Agenzia delle Entrate di Via Turazza, 2 le persone denunciate all'epoca. Scritte contro i vaccini, attacchi al 5G, al presidente Zaia. È stato uno shock arrivare in ufficio stamattina? Assolutamente, trovarsi la sede in queste condizioni potete immaginare che non sia gradevole, e anche un dispiacere perché un luogo deputato ad accompagnare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale viene deturpato proprio su tematiche legate alle nuove tecnologie. Non ci eravamo mai trovati di fronte a qualcosa di questa violenza. Grave danno economico, la vernice rossa sparata anche in altezza ha ricoperto l'intera facciata. La direzione della fiera è alla ricerca di una ditta specializzata che operi in tempi record. È un danno economico perché bisogna ripristinare la facciata, da tener conto che dopodomani inauguriamo, parte una fiera importante, un B2B sull'elettronica, sull'elettricità, e arriva gente, professionisti da tutta Italia, e dobbiamo intervenire per mettere a posto la facciata. Non sarà facile, non sarà semplice. In più abbiamo un'altra fiera che parte contemporaneamente qui nel quartiere. I costi oscillano tra i 10 e i 20.000 euro. Corale la condanna della città per un grave danno anche all'immagine di Padova. Sugli episodi sta indagando la Digos. Nel frattempo la fiera sta pensando a potenziare il sistema di videosorveglianza perché episodi simili non si ripetano. Associazioni per la casa Ca' Farsetti in mattinata hanno occupato il Consiglio Comunale. Oggi sul tavolo del Consiglio Comunale c'è il problema della casa e della residenzialità a Venezia, ma la seduta è tutt'altro che ufficiale. Anzi, l'amministrazione comunale ha già fatto sapere che procederà a denunciare i partecipanti alle autorità competenti. Sono da poco passate le 9 del mattino quando attivisti di associazioni per la casa e universitari, per la maggior parte donne e ragazze, entrano a Ca' Farsetti per un'occupazione che dura circa un'ora. La sala consiliare è vuota. Oggi in programma non c'è niente. La commissione che deve trattare l'ospedale di Venezia si fa a Mestre. I manifestanti occupano i posti della giunta. Noi siamo qua per protestare pacificamente verso una situazione che sta degenerando in città, che è l'emergenza abitativa. Abbiamo qua tanti utenti, purtroppo, anche gente che lavora senza fissa dimora, perché siamo in emergenza sociale in tutto il paese e soprattutto nella nostra città. Noi vogliamo un'altra gestione di questa città, non vogliamo più una gestione di un sindaco che continua a porre al centro il turismo, vogliamo un sindaco che ponga al centro i cittadini e le cittadine. Chiediamo case e chiediamo servizi. Noi come studenti vediamo benissimo i problemi che ci sono a livello residenziale, paghiamo degli affitti veramente troppo alti, nel privato i prezzi sono veramente incredibili e tra l'altro molti di noi pagano in nero. Nella protesta c'è spazio anche per il contributo d'accesso, contro il quale ci sarà una manifestazione il 25 aprile. Verso le 10:30 la sala consiliare è già vuota. In una nota diffusa nel pomeriggio dal Comune si parla di un atto grave e intimidatorio e di denunce dei partecipanti all'autorità competente. I piantoni, si legge, sono stati letteralmente aggrediti da questi facinorosi. È l'esempio del partito del no che con la primavera si è risvegliato per impedire a questa città di guardare al futuro dei propri figli e dei propri nipoti. Io è da 16 anni che sto facendo bandi. Ogni volta c'è sempre una scusa, o l'ISEE è troppo basso per social housing o perché appunto manca un dato, insomma hanno sempre 3.000 scuse. Nel 2019 ho avuto uno sfratto per morosità comunque incolpevole, fortunatamente con quello sono riuscita a fare la richiesta per la casa appunto che mi è stata data, sono comunque 109esima e sono attualmente invalida al 100%. Nella Marca il delitto di Varago, in aula oggi il video della morte di Aymen Ben Ameur, l'avvocato Fabio Crea, legale di Alia Fiorini, accusato dell'omicidio. Nelle immagini, secondo Crea, si vede che anche la vittima aveva in mano il coltello.
Immagini che riprendono pochi istanti prima dell'omicidio di Aymen Benameur, colpito a morte da Elia Fiorindi. I due ragazzi si affrontano, si strattonano. In questo breve video si vede la vittima tenere in mano un oggetto. Emerge chiaramente quello che in una prima fase non era stato evidenziato nella consulenza del pubblico ministero, e cioè il possesso del coltello da parte della vittima, che in 16 secondi, quanto erano quelli dalla comparsa delle due persone, della vittima e dell'imputato, fino al momento dell'accoltellamento, era tutta una fase che non era stata elaborata, diciamo così, rappresentata al consulente del pubblico ministero, e grazie alle nostre indagini difensive è emersa la visione del coltello in più momenti. In 16 secondi il brutale omicidio. Fiorindi estrae dalla giacca un coltello e colpisce più volte la vittima, che riesce a fare pochi passi e poi si accascia a terra. Secondo la difesa di Elia Fiorindi, Aymen aveva in mano a sua volta un coltello che teneva con la lama verso il basso. Il coltello sembrava tenuto sì con la lama, ma quasi fosse pronto ad essere voltato e utilizzato. Insomma, quella è una posizione che poi quelle saranno considerazioni che faremo alla fine, però non mi pare neanche in senso di minaccia quanto pronto a un'impugnatura decisa all'utilizzo eventualmente sicuro. Ecco. In quest'udienza sono stati sentiti i periti, è stato mostrato in aula il video, prima in formato originale, poi ingrandito, per cogliere quel particolare che per la difesa è ormai una verità. Aymen era armato. Diversa la posizione del legale della famiglia, secondo il quale quell'oggetto in mano ad Aymen potrebbe essere una sigaretta elettronica, ipotesi assolutamente respinta dall'avvocato Crea. Verificato l'episodio, non mi pare potesse lasciare intendere che quell'oggetto, che era assolutamente visibile e chiaro nella rappresentazione di una lama, potesse essere anche confuso con molta immaginazione per una sigaretta elettronica. Fiorindi agli arresti domiciliari viene giudicato con rito abbreviato, il che vuol dire con uno sconto di 1/3 della pena. La prossima udienza il 17 maggio, dove sarà Fiorindi a raccontare la sua verità. La politica con lo scontro interno al centrodestra che passa per le comunali, per le europee ed evidentemente per la partita dell'autonomia. Ieri sera Ring, le parole del coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. È un peccato, lo dico perché da coordinatore regionale che ha lasciato ampio spazio ai propri coordinatori provinciali. Hanno lavorato bene i provinciali, l'hanno provate tutti, in qualsiasi posto, per riuscire a correre assieme. In tanti posti non è stato possibile. È un rammarico che ho. Un rammarico, quello del numero 1 dei meloniani in Veneto, che ha il sapore di un messaggio preciso al segretario regionale della Lega, Alberto Stefani, oltre che a Forza Italia. Hai voglia, a dire centrodestra compatto, anche nelle presentazioni dei sempre meno candidati unitari alle comunali, i sorrisi sembrano più di circostanza. Non per colpa nostra, attacca De Carlo, commentando le parole di ieri del segretario regionale del Carroccio. Sopra i 15.000 su 23 comuni la Lega è riuscita a portare a casa 13 candidati sindaco, quindi una trattativa molto importante tenendo conto anche delle proporzioni tra i partiti politici della coalizione. Io sarei stato contento se quei 13 sindaci fossero stati sindaci anche della Lega, ma che esprimevano l'intera coalizione. In realtà invece mi pare che alla fine andremo assieme, tutti assieme, solo in 6 comuni. Non siamo stati noi che hanno strappato ovunque. Sotto la cenere covano le braccia di un partito che vuole più spazio e alla fine si torna sempre a un tema solo apparentemente lontano, Palazzo Balbi 2025. Noi siamo stati il collante della coalizione anche quando eravamo percentuali molto più basse. Oggi c'è una Forza Italia che sgomita per reclamare più spazio, doverosamente e giustamente peraltro. C'è una Lega che forse non si rassegna a un po' di cambio dei tempi, sicuramente i voti delle politiche hanno influito su questo atteggiamento e qualcuno dice che abbia influito anche il fatto che Fratelli d'Italia possa dire, reclamare o pensare di poter avere una classe dirigente per affrontare anche le prossime sfide regionali. Se si pensa che un'alleanza funzioni sempre che qualcuno ti porta i voti con le orecchie mentre gli altri svuotano il secchio, io credo che non sia così. Tutto è chiaro, passerà per le europee e per l'autonomia. Il 29 aprile è il voto del DDL Calderoli alla Camera, data cruciale per la Lega perché consentirebbe il via libera definitivo prima delle urne con, spera il Carroccio, un effetto onda sugli elettori. Ma un emendamento del governatore calabrese di Forza Italia, Roberto Occhiuto, potrebbe
significherebbe far saltare il banco e rimandare tutto al Senato, quindi se ne riparlerebbe dopo le elezioni. Frenata strategica? Per gli azzurri no, solo la necessità di vigilare su eventuali storture di natura finanziaria. Ma dalla regione il capogruppo della Lega Alberto Villanova tuona. Ho il dubbio che dentro Forza Italia la componente che si oppone alla grande riforma sia già in netta maggioranza. È importante che la Lega non freni e noi andiamo avanti per la nostra strada. Penso che ci siano ancora gli spazi alla Camera per discutere, per fare proposte e dopodiché la Camera dovrà esprimersi. Per Fratelli d'Italia invece sono timori che nascondono altro. Oggi se ci sono passaggi parlamentari chiari lo si deve al governo Meloni. Non rendersene conto, avere paura di Meloni sotto il profilo dell'autonomia è la stessa paura che si può avere sotto il profilo di chi farà il governatore. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Veneto, ben ritrovati, ripartiamo dai rincari della benzina, all'orizzonte potrebbero esserci nuovi aumenti, vediamo. Meno di 1,90 € la benzina normale, la senza piombo non si trova, qui 1,87 €, quindi sono di strada per fortuna, perché se no, però ne ho evitate almeno altre 5, è impegnativo, con i costi della vita sì. Sono tornati ad aumentare i prezzi dei carburanti, in media 13 centesimi in più al litro per la benzina, 7 per il gasolio, che per un'utilitaria significa circa 7 € in più a pieno. Sta succedendo che i prezzi alla pompa stanno scaricando sull'utente l'aumento dei prezzi sui mercati internazionali di prodotti raffinati. E la nuova stangata sui carburanti si abbatte sulle famiglie non solo per l'aumento alla pompa, ma anche sugli inevitabili rincari a cascata di tutte le merci trasportate su gomma. 7 centesimi al litro per un camion che fa da 1,5 chilometri a 2 chilometri al litro, capirete che pesa molto, quindi a fine anno il camionista ha migliaia di euro in più da o recuperare i suoi clienti o tirarselo via dalla sua paga, ma normalmente non hanno alternative che scaricarlo sull'utente, quindi a cascata sui prezzi sulle merci che trasporta. Adiconsum chiede al governo di intervenire sulle accise. Sono circa 19 le tasse che gravano sulla benzina, che portano a un importo tra il 48 e il 58% di costituzione del costo della benzina, appunto. Noi chiediamo, come già ebbe modo di fare il governo Draghi nel novembre del 2022, una rimodulazione di queste accise di modo da pesare meno sul consumatore finale. Consumatori ormai rassegnati e che tentano di risparmiare qualcosina cercando il distributore meno caro. Sì, che dopo alla fine sono millesimi e magari già il fatto di fare, non so, qui 2-3 chilometri li hai già persi. Non siamo noi purtroppo a decidere queste cose, le dobbiamo solo subire. So qualcosa perché arrivo da Cittadella e lavoro qua a Trevignano, per cui è un bel po' di strada da fare. E all'incirca più di sui 50 € a settimana di spese di benzina. Vedo che i 20 € che faccio di solito mi duravano anche 10 giorni, io ne faccio veramente pochi di giri, mi durano anche 4 giorni adesso. Sì, in una famiglia si sente la differenza. Sport con il calcio Padova e il nuovo mister Massimo Oddo che ha già iniziato gli allenamenti. L'unico obiettivo possibile è la vittoria di un campionato, la promozione in Serie B, che è il grande obiettivo del Padova, quindi ho accettato con entusiasmo perché ritengo che questa sia una squadra che possa fare bene. Ci crede Massimo Oddo nella possibilità di vittoria del calcio Padova, un bentornato quello al campione del mondo che in questi 2 anni non ha smesso di seguire le sorti dei biancoscudati. E qui qualcosa di importante si è fatto, anche se l'epilogo non è stato dei migliori, però comunque c'è stata una vittoria di una Coppa Italia, che è sempre una coppa alzata al cielo, e ho sempre tenuto un certo legame alla piazza, ai tifosi, alla società, e quindi sono contento di essere qui, ma non sono tornato perché ero già stato qui o per qualsiasi forma di rivalsa. Sono qui perché quando un allenatore accetta una situazione, ne ho avuto anche quest'anno e non ho accettato, è perché deve avere l'entusiasmo giusto per poterlo trasmettere poi ai giocatori, che sono quelli che vanno in campo. La decisione di esonerare mister Torrente è arrivata dopo il pareggio con il Lumezzane per dare una scossa a tutta la squadra in vista dei play-off. La partita del Lumezzane abbiamo un attimino, siamo venuti
alla determinazione di dover cambiare, secondo noi. Poi tra le tante opzioni, la scelta di Massimo, ripeto, l'ho detto prima, perché come tante? No, tante opzioni che potevamo affrontare, ma la scelta di Massimo è quella che conosce l'ambiente. Prima cosa da fare in queste 3 giornate che restano nella stagione regolare è mantenere il secondo posto in classifica. Ci dobbiamo porre un obiettivo alla volta. Il nostro primo obiettivo è consolidare il secondo posto, poi una volta fatto questo è ovvio che l'allenatore potrebbe avere la possibilità di non sperimentare, perché le idee in testa le ho chiare, ma di vedere un po' tutta la rosa giocare una partita di campionato e farsi un'idea più importante. Ecco. È tutto per questa edizione del telegiornale del Veneto e siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Veloce cambio di scenario, tornano piogge e aria fresca, ma per poco. Vediamo intanto il dettaglio di mercoledì 10 aprile. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso. Avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio, ma in diradamento dal pomeriggio sera. Le temperature saranno in calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 15 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso molte nubi, come ci mostra la grafica, con deboli piogge sparse via via in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime comprese tra 18 e 19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, anche qui rovesci ovunque, e migliorerà poi nel corso della notte. Temperature minime sui 9 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.